Un servizio che sta dando risultati. Sì, come tutte le estati abbiamo intensificato i controlli a bordo dei nostri mezzi, abbiamo una squadra di 12 verificatori a cui si aggiungono sporadicamente anche altri colleghi e effettuiamo controlli a tutte le ore del giorno. Tengo a precisare che quest'anno abbiamo potenziato la lotta all'evasione nelle ore serali, dove il tasso di evasione, ricordo, è superiore rispetto alle ore diurne. Abbiamo già effettuato 5.000 verbali in questo periodo da inizio anno a fine giugno. Ricordo che chi verrà sorpreso a non pagare il biglietto o a non avere il titolo di viaggio valido sul mezzo incorre in una sanzione di 60 euro se pagata entro i 5 giorni, che diventano 95 euro entro i 60 giorni per poi passare alla riscossione coattiva. Perché è importante monitorare la situazione, questo è anche un ritorno sulle casse delle aziende. Assolutamente, è un ritorno sulle casse, è un segnale soprattutto. Il mezzo costa in termini di manutenzione, in termini di esercizio e in termini di acquisto ovviamente. Quindi è importante che tutti paghino il biglietto. Come verrà portato avanti nel corso dell'estate? Ci sono particolari situazioni in cui verrà intensificato il servizio? Metteremo degli steward nella zona di Santa Margherita e Portofino. Sarà un servizio costituito da 2 persone che saranno fisse dal mattino alla sera nelle fermate di Santa Margherita e Portofino, che sono le partenze e l'arrivo della linea 82. Questo quando? Per tutto il mese di agosto fino alla metà di settembre, in modo da coprire la stagione più intensa estiva. Questo sarà anche un servizio di aiuto comunque alla clientela. Assolutamente, le persone non saranno solo lì a dire comprate il biglietto, ma dovranno indicare orari, tariffe, tratta e essere proprio un supporto alla clientela.